Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è una situazione abbastanza stabile perché il fiume non ha fatto più danni dal 2011, no? Però è una situazione che si va a degradare col tempo. Noi al suo tempo abbiamo fatto un buon progetto di 550.000 euro sperando che ci venisse finanziato, siamo rimasti fuori da questo finanziamento, poi la Regione Liguria ha trovato dei soldi con le accise e ha stanziato 280.000 euro. Di cui 210.000 sono per la spesa corrente del lavoro del primo lotto che verrà fatto qui a breve, dovrà partire a gennaio, e poi dopo aver fatto questa prima parte c'è già il secondo lotto pronto e speriamo che ci venga finanziato. In questo primo lotto come interverrete? Interveniamo mettendo dei massi, partendo dalla base, facendo una bella base sotto il fiume, e di qui arriveremo a un'altezza minima che ci possa garantire di fare questi 100 metri che ci siamo prefissati nella prima parte del progetto. Nel corso degli anni il fiume ha continuato ad erodere questa parte di argine. Sì, ha continuato a erodere perché se si vede c'è una parte un po' più spigolosa che l'acqua la tende sempre a portare verso il versante del comune di Carasco, nella frazione di Rivarola. Con questa operazione qua andiamo a mettere in sicurezza questa parte qua che è molto delicata perché sopra ci sono parecchie case e così da dare un po' più serenità a chi ci vive. Quella è la pista ciclabile? Sì, la pista ciclabile che poi verrà fatta in un secondo tempo perché dobbiamo alzarla ancora una parte di argine. Gli interventi quando partiranno? Dovrebbero partire a gennaio, l'ufficio tecnico si sta attivando per fare la procedura di gara e appena poi sapremo chi sarà il vincitore verranno assegnati i lavori.